Quinta puntata sui misteri delle liquidazioni delle due banche venete. Per chi ci ha seguito sa che stiamo seguendo anche le liquidazioni delle due banche venete, in particolare quella di Veneto Banca. Abbiamo già fatto 4 esposti alla Procura della Repubblica di Treviso, ma non solo, anche a Banca d'Italia e alla Corte dei Conti, sulla gestione di alcune partecipazioni miliardarie che sono all'interno delle liquidazioni delle due banche, che sono ancora ricchezza del territorio veneto. Oggi vi diremo un altro mistero molto interessante, che poi Mario vi leggerà. Questo riguarda una, pensate, interrogazione che c'è a Roma, ferma da un bel po' di tempo, e Mario adesso vi leggerà, vi spiegherà e poi vi farete voi le domande da soli per capire a che punto siamo e secondo voi perché. Vai Mario. Eccolo qui, regalo sotto l'albero. L'interrogazione, eccola qui, che giace in Parlamento a Roma da lunedì 30 ottobre 2023. E che cosa dice? Nei giorni scorsi, tramite una diretta social, i rappresentanti dell'Associazione di risparmiatori, noi che credevamo, hanno sollevato alcuni aspetti fortemente critici che riguardano l'attività di liquidazione di Veneto Banca SPA. Una diretta social dell'anno scorso, di più di un anno fa. E allora cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo scritto, eccolo qua, alla commissione in modo tale che ci possano dare delle informazioni. Abbiamo scritto: gentilmente vorremmo capire i tempi dell'interrogazione in oggetto, visto che all'interno della LCA di Veneto Banca ci sono ancora importanti risorse del nostro territorio. E questo è importante perché? Questo è importante perché, come potete capire, per rispondere a un'interrogazione del genere, cioè se va bene o se non va bene quello che sta succedendo all'interno della liquidazione quadra amministrativa, visto che i 3 commissari che stanno lavorando sono 3 pubblici ufficiali nominati da Banca d'Italia, supervisionati dal MEF, se fosse tutto a posto un'interrogazione del genere, io penso, Mario, 10 minuti di udienza, si risponde dicendo sì, è tutto a posto, e quindi dovremmo già aver avuto risposta a questa interrogazione. Così non è stato. Chiediamoci perché. Ci chiediamo perché, Mario. Bisogna. E per avere risposta a questa interrogazione, c'è scritto anche nell'interrogazione stessa, bisogna fare pressione sociale, opinione pubblica. Hanno fatto un'interrogazione sulla base dei video che noi facciamo e che voi condividete. Quindi Mario? Quindi abbiamo deciso noi, invece di lamentarci delle cose, di fare. E vi preghiamo, fatele anche voi assieme a noi. E come? Commentate questo video e soprattutto condividetelo. Condividetelo tra di voi, condividetelo con chi volete, con parenti, amici, conoscenti, con chi volete. Perché l'opinione pubblica conta. Il problema è che spesso le persone ritengono di non contare. E quello che abbiamo dimostrato è stato che l'altro video, così tanto condiviso e così tanto commentato, ha portato all'interrogazione parlamentare. Certo. Vediamo se con questo video riusciamo ad avere una risposta dalla Commissione e non solo, magari anche dai commissari delle 2 liquidazioni. Grazie mille a tutti, una buona serata e a presto. Grazie Mario.